Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo che cosa ci aspetta per la giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2020 e quali sono gli influssi che riceviamo. Prima però di cominciare vi invito a iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto e di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano se non l'avete ancora fatto. Vediamo dunque cosa riceviamo in questa giornata. Il mercoledì è dominato dal governatore astrale, dal dominatore Mercurio, dunque influisce molto dal punto di vista delle relazioni interpersonali, degli studi, favorisce i commerci e gli scambi di ogni tipo e con ogni mezzo di trasporto. Dunque oggi è una giornata molto valida per comunicare con le persone, per inviare o a concludere delle trattative per i commerci, ma anche per fare piccoli spostamenti o qualche viaggio, soprattutto di lavoro. Dunque tenetelo a mente anche in futuro se dovrete affrontare delle trasferte o spostarvi per qualche incontro di lavoro dove vorrete finalizzare, magari tenete conto del giorno del mercoledì e se siete bravi a trovare anche l'ora planetaria ideale, a seconda di quello che è l'obiettivo del vostro viaggio, sceglierete bene anche l'orario a cui rifarvi per organizzare appunto un incontro o uno spostamento. Detto questo, riprendiamo appunto a vedere gli influssi di questa giornata. Abbiamo detto appunto ottimi spostamenti, trattative, piccole transazioni, intermediazioni, ma anche lavori di tipo intellettuale, studi, la scrittura, ottima giornata per i giornalisti e per tutti i mezzi di comunicazione in generale. Oggi soprattutto vedremo spiccare una certa furbizia, una certa capacità di cogliere al volo le occasioni e potrebbe però anche stimolare il pettegolezzo e potremmo anche diventare oggetto involontariamente di magari chiacchiere o racconti sul nostro conto, oppure ancora essere accusati ingiustamente, proprio una conformazione del cielo di quest'oggi in base appunto alle costellazioni che la Luna attraversa in questa giornata. Essendo anche amplificato dalla presenza di Mercurio quale dominatore del giorno, nel quale appunto veniamo a trovarci, è possibile appunto che forse scappi qualche chiacchiera di troppo, sia da parte nostra, ma soprattutto sul nostro conto. Questo un pochino è da tenere in considerazione in una giornata come questa. Il consiglio delle stelle dunque è di valutare bene, con molta calma, quello che è più opportuno dire, rispondere e con la nostra furbizia e la nostra astuzia riusciremo a non farci travolgere da questo genere di scandali. È anche possibile però che si venga a parlare di noi oppure che uno dei motivi per cui tanto scalpore potrà suscitare sarà che ci verrà addebitato una qualche relazione o intrigo. Dunque attenzione oggi, se abbiamo degli altarini, a tenerli bene nascosti e conservati. Non è il giorno per esporsi in questa direzione, anche perché ci sono costellazioni molto voluttuose e in effetti c'è molto fuoco e un accerchiamento di Toro intorno alla costellazione Scorpione, dunque molta ingordigia anche in questo aspetto. Dovremmo dunque anche moderarci per non rischiare di sacrificare magari alcuni risultati che con fatica abbiamo ottenuto e dunque questa è una giornata diciamo un po' ambivalente, dovremmo essere capaci a restare fedeli ai nostri progetti e a portare avanti le nostre
idee e quelli che sono i nostri compiti, possibilmente senza scivolare in distrazioni di qualche tipo. È comunque un'ottima giornata per l'accrescimento, non favorevole come altre, per l'accrescimento economico intendo, proprio perché è possibile che alcune distrazioni ci distolgano dal nostro impegno, no? Dalla costanza e anche dai sacrifici che abbiamo fatto fino ad oggi, però è una giornata che comunque ci permette di sondare altri aspetti della nostra personalità e perché no, per qualcuno che magari invece fino ad oggi aveva parcheggiato l'argomento sentimenti e relazioni, potrebbe essere invece un momento in cui si riaccendono certe passioni, anche per le coppie che magari vivevano un momento di stanca, è probabile che oggi ci sia una qualche scintilla, un qualche innesco favorevole e positivo. Dunque è chiaro che dipenderà molto dal tipo di costellazioni di partenza che abbiamo e che ciascuno di noi presenta al momento della nascita, e pertanto per le personalità più frigide, dove l'asse Saturno-Luna è più importante, allora è possibile che oggi ci sia un po' un risveglio verso determinate tematiche, anche verso i sentimenti, e che si possa appunto riaccendere un pochino una fiamma sopita, mentre per altri che invece già per natura hanno valori molto più accentuati, più accesi, che potrebbero essere connessi a un asse uraniano-venusiano, oggi magari diciamo che potranno essere un po' più travolti dal fuoco ardente della passione. Dunque tanto starà a quello che compone il nostro cielo, però di base è un cielo molto interessante, ecco, purché sappiamo giostrare bene queste forze in gioco oggi. Bene, penso di aver detto abbastanza, vi ho messo sul chi va là, sull'attenti, dunque regolatevi, sfruttate al meglio queste energie che ci provengono in questa giornata. Io vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano se ancora non lo avete fatto, veniteci a trovare nei nostri gruppi dove gli scambi sono quotidiani e raggiungeteci anche, oltre che su Facebook, per cui troverete i link in descrizione, anche sul gruppo Telegram, dove stiamo facendo un percorso settimanalmente basato sulla correzione della personalità in questo momento. In passato abbiamo visto insieme la radionica e la radiestesia, ma adesso quella fase del corso è conclusa, si apre dunque un nuovo capitolo e siete i benvenuti se vorrete raggiungerci. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci rivediamo sempre domani per le previsioni del giorno. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto.